Manozzi, di prima Fagioli, sta per cercare Bongura, deviato il passaggio, Bongura mette giù, c'è l'occasione per il COD 272 e c'è il vantaggio al 24esimo del primo tempo con Bongura 1-0 COD 272. Si sblocca il match 1-0 COD. Parroni tenta il tiro dalla distanza da centrocampo e trova la rete. Indeciso qui De Amicis, non blocca il tiro e c'è l'immediato pareggio del Checco dello Scapicollo. L'arbitro, allora Cortese, buona la sponda, adesso bellissima l'azione di prima per Parroni, stupendo il gol di Parroni che scheggia la traversa e porta in vantaggio il Checco dello Scapicollo per la prima volta in questo match. Fallo. Adesso Simonetta, spazio per il suo destro, lo cerca e sulla ribattuta corta l'impreciso intervento del portiere, c'è il tap-in facile facile e il 3-1 del Checco dello Scapicollo. Sbagliato il retropassaggio, adesso c'è l'occasione per il Checco dello Scapicollo. Simonetta non sbaglia, ottavo gol stagionale per Simonetta, il capocannoniere del Checco dello Scapicollo porta sul 4-1 la compagine in maglia arancio. Con il pallone il Checco dello Scapicollo riparte velocissimo, siamo già dall'altra parte, 4 contro 3. Occasione ancora per Gaeta che può scaricare il destro, lo fa e trova il 5-1, ormai prende il largo il Checco dello Scapicollo con Carmine Gaeta. Deluso l'intervento di Bongura, Parroni fa avanzare il numero 3 Pompei che cerca il centro dell'area, trova Krasimir Bogdanov per il più facile dei gol, 6-1. Bellissimo il movimento di Fagioli che mette giù un pallone, adesso c'è l'occasione per Krasimir Bogdanov che non fallisce e allora 7-1 Checco dello Scapicollo al 20esimo di questo secondo tempo. Movimento di Midulla, Manozzi, prova il sinistro Manozzi, c'è il 7-2, bellissima la rete di Manozzi. Parte da centrocampo, ancora palla per Bongura, bella la palla di prima per Midulla che trova il gol col sinistro deviato, 7-3, corce ancora le distanze il COD, ma manca veramente troppo poco per le speranze del COD 272. Buonissima la chiusura di Clementi e adesso c'è il triplice fischio dell'arbitro, 7-3 Checco dello Scapicollo che mantiene 4 distanze dal primo posto, mentre il COD 272 trova una sonora sconfitta, anche se aveva comunque fatto una buona partita il primo tempo. Finisce 7-3 per Checco dello Scapicollo.